Ciao, buonasera a tutti, il microfono è altissimo stasera, ok? Spero abbiate passato una buona settimana, nonostante problemi, difficoltà e tutto. E adesso inizieremo con la lode, la prima canzone, come avete appena finito di sentire, è O regna in me, e allora mi sono chiesta cosa significhi regnare, perché con quella canzone chiediamo al Signore di regnare in noi, nella nostra vita, con il suo potere. Allora ho detto cosa significa effettivamente regnare. Allora ho cercato su internet e il primo risultato che viene fuori è che significa esercitare il potere sovrano di re. E un altro significato che viene fuori, che mi piace un po' di più, è essere presente in modo predominante o esclusivo, prevalere. Con questa canzone stiamo chiedendo al Signore di avere questo, di essere presente in modo esclusivo nella nostra vita. E questo vuol dire mettere Lui sopra ogni situazione, vedere Lui come sovrano Re davanti a tutto, soprattutto, dalle cose più piccole alle cose più grandi. Come c'è scritto nella Bibbia, se non siamo fedeli nelle cose più piccole non potremo esserlo neanche in quelle più grandi. Quindi è proprio uno sforzo, un allenamento, almeno all'inizio, che dobbiamo fare di dire ok, questa è la situazione che sto affrontando, dov'è Dio in tutto questo e come faccio a mettere Dio sopra questa situazione. Ok, cantiamo, potete alzarvi in piedi, battere le mani, ballare, fare i pazzi entro certi limiti, però cantiamo, dai. Sei l'eccelso Dio, segni sopra il cielo.
lodare il Signore perché beati sono quelli che sono nella sua presenza. E innalziamo il nome del Signore perché Egli è degno di ogni onore ed ogni lode. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te. Sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono arresi a te, e noi cresceremo di gloria in gloria, fino a che il tuo volto noi per averci dato un'altra settimana di vita e voglio ringraziarti anche per averci dato l'opportunità preziosa di essere qui oggi, Padre, e di essere qui tutti insieme, Signore. Ti ringrazio per questo momento di comunione, per questo momento in cui siamo insieme ai nostri fratelli ad adorarti e ascoltare la tua parola, Padre. Ti ringrazio perché tu dici che chi si prostra a te, chi mette te davanti ad ogni situazione è beato. E ti chiedo, Padre, che ogni persona qui oggi possa prendere questo messaggio e farne tesoro per la propria vita, che ognuno di noi possa veramente mettere te davanti a tutto, davanti alle piccole cose, alle cose che magari diciamo
ma perché in questa cosa dovrei mettere davanti a Dio? È così semplice, è così piccola, è così minima. Ma no, anche in quelle cose tu ci chiedi di metterti al di sopra di tutto, e in modo da così nelle cose più grandi, nelle cose più importanti, riusciremo anche là a metterti davanti a tutto. E ti ringrazio, Padre, per quello che dici di noi, che ogni giorno continui a dire di noi, Signore, che possiamo davvero ascoltare la tua voce che ci definisce in modo totalmente diverso da come il mondo fa, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore e ti ringrazio perché tu sei Dio e sei perfetto. Amen. Signore, ti chiedo di parlarci questa sera, parlare ai nostri cuori, di poter insegnarci nuove cose, di poter insegnarci cose che ci guideranno costantemente nella nostra vita. Ti
chiedo di usare chi porterà il messaggio oggi, che possa venire usato da te e che tutto possa, qualsiasi cosa possa cooperare al nostro bene, al bene di chi ti ama, Padre. Amen. Potete sedervi. Ok, se potete mettere la slide. Allora stiamo meditando su questi comandamenti che Gesù ha dato in vita e oggi io penso che noi parleremo di quello più importante di tutti, no? E Gesù ha detto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente. Questo è il grande e primo comandamento. Se c'è una cosa che io capisco dell'amore, come lo intende Dio, è che l'amore di Dio dà tutto, ma chiede anche tutto, ok? E se noi dovessimo dire con sincerità, se noi stiamo praticando questo comandamento di Gesù, che è un comandamento, non è un consiglio, no? La prima parola che ci dovrebbe venire in mente è: Signore, è impossibile, perché veramente è impossibile amare Dio così. Significa che noi con tutto il nostro essere, fino all'ultima fibra, fino all'ultimo secondo della nostra esistenza, dovremmo amare Dio e metterlo come prima cosa assoluta in ogni nostra attività quotidiana. Però ovviamente Dio non dà mai dei comandamenti se non è possibile a praticarli, no? E la prima condizione perché noi possiamo praticare l'amore di Dio la troviamo qua nella seconda slide, okay? Possiamo girare, che dice così: non possiamo amare Dio se non siamo nati di nuovo, ok? Vi ricordate qual è stato il gruppo di persone che Gesù ha più ripreso, ha più sgridato durante il suo ministero terreno? Sono stati i farisei, erano i religiosi di quel tempo, no? E lui ha predicato tantissimo a questa classe di persone che conoscevano molto bene la Bibbia, l'Antico Testamento, no? Ma che non avevano un rapporto personale con Dio. Allora troviamo questa esperienza di Gesù nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Dice così: mentre egli parlava così, o mentre egli parlava a questa categoria di persone, i religiosi, i farisei, gli scribi, molti credettero in lui. Guarda che cosa interessante che dice la parola di Dio: molti di questa classe credettero in lui. Io vorrei fare qua una piccola distinzione tra cosa significa essere credenti e cosa significa essere cristiani. Tra credenti e cristiani c'è in mezzo un oceano, ok? La parola di Dio ci dice che anche il diavolo crede, ma trema alla parola di Dio. Il cristiano è colui che è nato di nuovo, che ha lo Spirito di Dio, che è stato rigenerato dalla parola di Dio e che ovviamente per quel motivo comincerà veramente ad amare il Signore. Guarda che cosa ha fatto questa folla, infatti, che ha creduto in Cristo subito dopo che Gesù ha cominciato a dire certe verità scomode. Dice così, sempre Gesù parlando a quelle persone, dice: so che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi. Ossia, queste persone che avevano creduto, che cosa stavano facendo? Stavano cominciando a pensare di uccidere Cristo perché diceva delle cose scomode, ok? Perché la mia parola non penetra in voi. E un pochino più avanti dice così Gesù: se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio, infatti non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Se Dio fosse vostro padre mi amereste. Allora noi ci chiediamo tante volte perché certe persone entrano nella chiesa, stanno nella chiesa, magari cantano, magari predicano pure, magari hanno ministeri, no? Ma al momento in cui c'è
una richiesta da parte di Dio di fare qualcosa di più per la sua gloria, per la sua maestà, che cosa succede? Che queste persone mettono un piede indietro, cominciano a rifiutare la parola di Dio. Perché? Perché veramente non sono nati di nuovo. Ciascuno di noi deve nascere di nuovo per poter amare Dio. Sai perché? Perché se lo Spirito di Dio entra dentro di te, è qualcosa a cui non possiamo resistere, perché sarebbe Cristo stesso che comincia a lavorare nella nostra anima, comincia a spingerti verso la vera adorazione, verso il vero amore a Cristo. Quindi la prima condizione perché noi possiamo veramente amare Cristo è: devo essere nato di nuovo, ossia devo avere lo Spirito Santo di Dio dentro di me. C'è un secondo motivo per cui noi dobbiamo amare Cristo, ossia l'amore di Dio e l'amore che noi dobbiamo avere per Dio deve essere un amore esclusivo, ok? Non so se tu sei mai stato innamorato. È interessante che quando tu sei veramente innamorato di qualcuno, ti basta essere con quella persona, punto basta. Puoi essere nel posto più brutto del mondo, ma ci siete te e lui, o te e lei. Perché? Perché c'è un amore profondo tra te e quella persona ed è importante che tu stia con lei. Allora, interessante questa esperienza che un uomo ha fatto insieme a Gesù. Ti ricordi che era Zaccheo? Zaccheo era il capo dei pubblicani, no? Gesù stava passando per una città di nome Gerico e c'era una folla immensa che seguiva Gesù, no? E questo uomo, che dice la parola di Dio, era bassino, probabilmente quasi un nano, ok? Non riusciva a vedere Gesù, voleva vedere con tutto il suo cuore Gesù, e a un certo punto lui, per vedere Gesù, è salito sopra un albero, e mentre Gesù passava da quella parte, proprio vedendo Zaccheo, penso che somigliava più o meno a una scimmietta, no? Provate a immaginare questo omino basso, piccolo, in mezzo ai rami, alle foglie di quell'albero lì, guardando Gesù perché voleva conoscerlo di persona. A un certo punto gli dice: Zaccheo, scendi presto perché io devo venire in casa tua, no? Allora, Cristo ha scelto di escludere tutta la folla per lavorare con una persona solo. Mi dovete fare un interrogatorio stasera. Ok, grazie, molto meglio. Ed è interessante che Gesù ha scelto una persona perché il suo amore per Zaccheo era esclusivo. Posso darti una buona notizia: tu sei una persona unica al mondo per Cristo e Lui vuole un amore esclusivo con te. Sai cosa vuol dire esclusivo? Che esclude tutto il resto, ossia quando noi siamo con Cristo e veramente siamo innamorati di Cristo, ci basta Lui, punto, basta, ok? Io so che il desiderio di ciascuno di voi è trovare la persona, l'innamorato o l'innamorata della vostra vita. È ovvio, è un desiderio normale, ma ricordati bene una cosa: se Cristo non è la priorità, se Cristo non è per te l'amore esclusivo della tua vita, troverai quella persona e sarai profondamente deluso. Sai perché? Perché il vero amore è con Cristo, in Cristo e per Cristo. Se tu metti Cristo al di sopra di ogni altra cosa, tutto il resto funzionerà perfettamente e tu vedrai i difetti di quella persona e tu vedrai le difficoltà di quella persona e non ti spaventeranno quando ti sposerai. Perché è interessante. Ti posso assicurare, sto ancora imparando, ok? Sono sposato da ben 28 anni, quest'anno è il 28° anno. Ovviamente mia moglie può dire tante cose di me, no? E io posso dire tante cose di lei, ma la prima cosa che io ho imparato, e ho avuto un grande mentore, no? in questo senso, che mi ha detto: guarda che tua moglie non sarà la bella addormentata nel bosco. E lei ha imparato che io non ero il principe azzurro, ma guardando i difetti gli uni degli altri abbiamo camminato per 28 anni insieme. Sai perché? Perché noi avevamo qualcosa che amavamo al di sopra dell'altra persona, ossia Cristo Gesù il Signore. Perché nel matrimonio, cari miei, funziona un principio. Nel libro di Proverbi c'è scritto che una corda a 3 capi non si spezza. Cristo in mezzo, insieme a marito, insieme a moglie, e quella corda non si spezzerà, perché l'amore per Cristo è molto superiore all'amore che tu hai per quella persona. Il nostro amore deve essere un amore esclusivo,
Se tu vuoi veramente sperimentare che cos'è l'amore, Cristo deve essere la priorità della tua vita, nient'altro. Inserisci Cristo in tutte le attività della tua vita, Cristo nella scuola, Cristo con le amicizie, Cristo quando navighi su internet, Cristo nella chiesa, Cristo in ogni tuo pensiero, Cristo in ogni tuo discorso, Cristo in ogni attività della tua vita. Questo è amore esclusivo, come Zaccheo ha avuto per Cristo e come Cristo ha avuto per Zaccheo. E la terza caratteristica dell'amore è: l'amore deve essere fatto di gesti concreti e radicali, ossia noi non possiamo dire amo te a meno che io non faccia cose pazze. Tu sai che c'è quel detto, no? L'amore fa cose pazze. È questo che noi dobbiamo fare per Cristo. Se noi amiamo veramente Cristo, dobbiamo fare cose pazze. Guarda che cosa ha fatto questa donna che è andata in un posto dove lei non era ben accettata. Dice così la parola di Dio in Luca capitolo 7. Ed ecco una donna che era in quella città, era una peccatrice, ok? Saputo che egli era a tavola in casa di un fariseo, guarda qua l'introduzione, ok? Un fariseo aveva invitato Gesù a cena. E i farisei, tu sai come erano rigidi con le persone che peccavano. Questa donna significa che era una prostituta, ok? Ma una prostituta che aveva conosciuto l'amore di Dio. E allora guarda che cosa fa lei. Entra in casa di questo fariseo, io mi medesimo in questa situazione, no? Provate a immaginare gli occhi degli invitati su questa donna che era profondamente disprezzata da quella casa, ma lei che cosa fa? C'è Gesù là, io non mi interessa cosa loro diranno, non mi interessa come mi guarderanno, perché io vado là a conoscere Cristo, vado là a conoscere il mio Salvatore e io andrò, sì, perché è Lui che mi interessa più di ogni altra cosa. E guarda cosa dice qua il resto del racconto. Dice: saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando in piedi, ai piedi di lui di dietro piangendo, cominciò a rigargli le lacrime di piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e gli ungeva con l'olio. Sai che cosa significa questo? Questo alabastro, questo contenitore, no, di marmo pregiato conteneva un olio talmente prezioso che la parola di Dio dice che costava 300 denari, ossia quasi la paga di un anno di un lavoratore normale di quell'epoca. Lei ha dato il meglio che aveva, perché? Perché amava profondamente Cristo, ok? Allora noi non possiamo dire di amare Cristo a meno che non facciamo per Lui cose pazze. Quando è stato che hai fatto l'ultima cosa pazza, l'ultima cosa fuori di testa per Cristo? No? Questa è una domanda da farsi. Quando è, Signore, l'ultima volta che ho detto che io ero un cristiano in mezzo a tanta gente che diceva esattamente il contrario? Quando è l'ultima volta che mi sono mostrato un eroe in mezzo a una generazione che non ti conosce? E noi abbiamo bisogno di supereroi, non di X-Men e neanche di Avengers. Abbiamo bisogno di supereroi cristiani. Chi vuole essere Capitano America qua? O ti piace più Hulk? O Iron Man? Abbiamo bisogno di Iron Man, abbiamo bisogno di Hulk, abbiamo bisogno di uomo ragno, spirituali che testimoniano che esiste un Cristo vivente. Questa donna ha detto: non mi interessa quello che loro diranno o penseranno, perché il mio amore è Cristo, io darò il meglio per Lui. E questa donna ha versato questo olio ai piedi di Cristo e ha dato il meglio di se stessa. E Gesù dice, guarda che come chiude questo racconto Gesù, dice: perciò io dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui che ha poco è perdonato, poco ama. Ok? Questo amore che lei ha avuto per Cristo ha fatto sì che Cristo facesse una raccolta completa dei suoi peccati. Era una peccatrice, una prostituta, e ha detto: io li getterò in fondo al mare perché lei ha amato tantissimo me. Quando noi amiamo, tutti i peccati spariscono, perché entriamo in un rapporto personale con Dio molto profondo che ci dà una profonda soddisfazione, una vita soddisfacente e piena di
gioia. Io non so in che cosa tu hai riposto i tuoi obiettivi qua sulla terra. L'unico obiettivo che io e te dobbiamo avere per avere una vita veramente e profondamente soddisfacente è amare Cristo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Che noi stasera possiamo prendere questa decisione, perché è una decisione amare, no? Non cade dall'alto amare Cristo, è una decisione che dobbiamo prendere ogni giorno. Ogni piccola azione determinerà il nostro amore per Cristo. Chi è che ha guardato Il Signore degli Anelli? Qua. C'è una frase che Gandalf a un certo punto ha detto, molto interessante, e lui ha detto: io ho scoperto che il male viene tenuto a bada da piccole azioni quotidiane di amore. È una grande verità. Scegli di fare piccole azioni quotidiane di grande amore verso il tuo Signore, un amore esclusivo, un amore che fa cose pazze, un amore che supera gli ostacoli, un amore che fa la differenza nella vita tua e nella vita di tante persone vicino a te. Amen. Possiamo pregare? Possiamo alzarci in piedi? E chiedi al Signore di indicarti come tu puoi fare per amare di più Lui. Questo comandamento che Cristo ha dato ai Suoi discepoli e a tante altre persone è un comandamento che è il comandamento più grande che io e te possiamo obbedire. E vogliamo questa sera pensare a tutto quello che ci impedisce di amare Cristo così e mettere ogni cosa al suo posto per la sua gloria. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie perché, Signore, Tu ci hai amato in un modo talmente radicale, Signore, che noi rimaniamo stupiti, Signore, di quanta misericordia, di quanta compassione, di quanta pazienza, di quanta grazia Tu hai messo nelle nostre vite. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, tutto quello che è in più, Signore, nella mia vita, Tu possa, Signore, toglierlo, aiutarmi a toglierlo, a fare pulizia, perché io possa amarti in modo più profondo, a fare dei gesti eroici, Signore, spirituali, per la Tua gloria. Ti ringrazio per la vita dei nostri ragazzi, Signore, che questa sera ci possano essere delle decisioni importanti di fare veramente qualcosa di pratico per Te, Signore, che sei l'autore e il compitore della nostra fede. Ti ringraziamo per questo tempo di culto, ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora possiamo spostarci nelle rispettive stanze con i vostri leaders, ok, per studiare la parola di Dio. Un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato su internet.